Paccolin. Ma il problema non era la doppia preferenza di genere, il problema era la legge elettorale. E chi l'ha detto? È ovvio, no. Assessore, lei è stato bravissimo a spostare completamente il problema della discussione su un tema che è completamente diverso, che non c'entra niente con questo. È ovvio che sono collegati, non me lo venga a dire, è ovvio che sta dentro in quella norma, ma quando abbiamo messo il terzo mandato sotto i 2000, abbiamo modificato completamente la legge elettorale o il sistema elettorale dei comuni? Vi ricordate di questo? O abbiamo semplicemente fatto con 2 righe che c'è il terzo mandato per chi è sotto i 2000 abitanti? In mezz'ora l'abbiamo fatto. Perché era importante farlo? In mezz'ora l'abbiamo fatto. Non abbiamo detto che serviva una modifica complessiva del sistema delle autonomie regionali. Allora, sulla legge elettorale, io mi siederò con chiunque a discutere, libri bianchi, con tutti, tutto quello che volete. Ricordo semplicemente che non c'è nessun obbligo di modificare la legge elettorale, che è la stessa da 18 anni e che l'unica modifica che ha subito in 18 anni è stata proprio l'abolizione del listino che c'era nella prima legge elettorale del presidente Illy. L'unica cosa che è stata modificata in 18 anni. Se e solo se riteniamo che va modificata e tutti, mi permetto di dire questo e poi chiudo sulla legge elettorale, spero per una volta che almeno ci sia l'ambizione, la volontà, l'autorevolezza di questo Consiglio di dire che la legge elettorale che li elegge la fanno loro, non una giunta di 10 esterni. Scusate se la dico così, E che magari il Consiglio ha almeno la dignità di dire su questo, che sono le regole del nostro stare insieme che ci hanno portato qua, diremo noi, su un libro bianco, come volete, e se è necessario modificarla. Da 18 anni è questa la legge elettorale. Non c'è nel programma di Sergio Borzonello, non c'è nel programma del presidente Fedriga, l'ho verificato, la modifica della legge elettorale, ok? Non c'è. Decideremo. Però abbiamo parlato mezz'ora di questo, mentre si chiedeva semplicemente di introdurre la doppia preferenza di genere che c'è in tutti i nostri comuni, in tutti i comuni della regione. Levatela! Levatela anche lì, potete farlo, abbiamo potestà primaria in termini di enti locali, levatela anche dai comuni se siete coerenti. Si diceva semplicemente di dire, visto che c'è nei comuni, nelle nostre amministrazioni locali, con dignità, portiamola anche dentro il Consiglio regionale, con un articolo banalissimo. E chiudo davvero. Si poteva anche decidere di dire, ah no, l'ha presentata, come è stato bravo l'assessore Roberti, l'ha presentata il consigliere Russo in maniera strumentale, bene. Almeno io mi aspettavo dal presidente Fedriga o dal suo delegato qui in aula il coraggio, la coerenza di dire ma noi interverremo su questo. Perché è un tema che è anche nostro. Quando io ho fatto una domanda chiara, la volete o non la volete, la preferenza di genere, ho sentito un no complessivo dall'aula. Mi aspetto di sapere con quale sistema e come e se vuole la Lega che governa il presidente Fedriga intervenire per dare alle donne di questa regione le uguali opportunità e senza obblighi come prevede la doppia preferenza di genere in questo Consiglio.